storia di questa casa è molto semplice o forse molto complicata, dipende dai punti di vista. Dal punto di vista alpino è molto semplice perché abbiamo perso una casa, per noi il nostro gioiello, e abbiamo pensato di costruirne un'altra che avesse un servizio a fini sociali, che fosse a disponibilità anche della sezione per quanto riguarda la protezione civile, quindi diciamo una casa nostra che però avesse la valenza di diciamo, ricoprire molti aspetti. Ci siamo riusciti con l'aiuto di tutti, una struttura resistente a 4G, quindi resistente a delle scosse di terremoto importanti, quindi può essere un centro provvisorio o temporaneo per la protezione civile in eventi catastrofici. Il nostro scopo è solamente servire la comunità in tutti i modi possibili, quello che abbiamo sempre fatto. Una giornata che ti lascia qualcosa perché innanzitutto investe una comunità che ha patito la mancanza della sede degli alpini, della casa degli alpini, e un gruppo alpini che è rimasto un po' scombussolato per un certo periodo per mancanza del proprio approdo, però come sono gli alpini, con la caparbietà che li contraddistingue e con la dedizione al lavoro che è la loro spina dorsale, ci si sono messi e in 9 anni hanno compiuto un'opera e un'operazione che tutti la possono vedere, non è di tutti i giorni, insomma, è una grandissima realizzazione, è un indubbio merito di coesione e di volontà di essere centro della propria comunità. Orgoglioso e fiero di poter aver avuto l'onore di inaugurazione di questa sede, frutto di tanti anni e di lavoro e di impegno del nostro gruppo Ponte della Priula. Insieme a loro, come ho detto prima, queste persone dal Cuore d'Oro che hanno visto nel nostro cappello tutti quei sani valori che portiamo avanti orgogliosamente. Qua insieme al capogruppo Ivan ci sono state tante idee, si inizia a parlare di alpinità, di poter ospitare anche qua magari la nostra protezione civile quando nelle emergenze, insomma nell'ospitare i nostri ragazzi, insegnare loro tutti quei sani valori che con orgoglio portiamo in questo cappello. Quindi un complimento e un plauso al gruppo e all'impegno rivolta sicuramente verso la propria comunità, rivolta verso i nostri giovani. Viva gli alpini, viva l'Italia!